Eccoci ancora ben ritrovati, perché è importante parlare di vaccini e soprattutto perché è il momento di farlo adesso. Ne parliamo qui in studio e sapete che attraverso questo spazio potete intervenire da casa attraverso una telefonata. I nostri ospiti sono qui a vostra disposizione per chiarire tutti i vostri dubbi e ve li presento. Il dottor Erminio Bonsembiante, direttore dell'unità operativa complessa al servizio igiene e sanità pubblica dell'US2 Marca Trevigiana. Ciao. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi, e Mario Giobbia, direttore incaricato dell'unità operativa complessa malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Allora, tempo di parlare di vaccino per l'influenza e per il Covid, contro l'influenza e contro il Covid. Intanto, dottor Bonsembiante, diamo le coordinate, perché ne parliamo oggi? Dal 16 di ottobre ci si può già vaccinare contro l'influenza, mentre da domani sarà possibile prenotare per vaccinarsi contro il Covid, contro la nuova variante XBB1.5 che sta girando in questo periodo. Quindi da domani in tutte le nostre sedi sarà possibile prenotarsi. Noi siamo presenti a Treviso in 5 sedi, a San Biagio di Callalta, a Spresiano, a Preganziol, a Oderzo e alla Madonnina a Treviso. Nel distretto di Asolo saremo presenti a Valdobbiadene, a Montebelluna, a Castelfranco e ad Asolo, mentre nel distretto di Conegliano, di Pieve di Soligo, saremo presenti a Conegliano e a Vittorio Veneto. Per accedere alla vaccinazione è importante prenotarsi e questo si fa accedendo al portale, al sito della nostra azienda sanitaria, dove ci sono tutte le coordinate e la possibilità di inserire il proprio nominativo tramite il codice fiscale e la tessera sanitaria per poi programmare la vaccinazione. Quindi non si può fare telefonicamente? C'è anche una possibilità di telefonare al punto unico vaccinazioni e sempre nel portale sono date le indicazioni a che numero chiamare, però attualmente sarebbe importante che il cittadino accedesse direttamente, come anche se non ce la fa può rivolgersi anche in farmacia o dal proprio medico. Beh, insomma, potete chiedere ai vostri nipoti se magari fate fatica ad utilizzare il portale, no? Esatto, cioè, insomma, esatto. Perché sicuramente il portale ha un'esecuzione della prenotazione un pochino più veloce, corretto? E quindi consente anche a voi di come dire, gestire al meglio le prenotazioni. Quindi abbiamo detto Covid e abbiamo detto influenza comunque. I tempi per l'influenza invece? Già dal 16 ottobre ci si può vaccinare. Che particolarità ha il portale aziendale? Che permette di scegliere di vaccinarsi contro l'influenza o contro il Covid o effettuare tutte e due le vaccinazioni. Vaccinazioni che si possono tranquillamente fare nello stesso momento. Non c'è nessun problema. Io stesso mi sono vaccinato sabato scorso. Come è andata? Tutto bene? Benissimo, Qualche benissimo. linea di febbre? No, un po' di dolenzia al braccio, ma è una cosa normale. Insomma. Allora, a chi li consigliamo questi vaccini? Proviamo a fare un po' uno schema per dare le coordinate giuste ai nostri telespettatori. Sono due malattie molto simili che si trasmettono per via respiratoria. Poi sicuramente il dottor Giobbia chiederemo a lui di raccontarcene. Sì. E per chi è indicata la vaccinazione, le circolari sia sull'influenza sia sulla vaccinazione contro il Covid illustrano le categorie di persone a cui è indicata. Sicuramente le persone che hanno una fragilità, e per fragilità in genere si intendono le persone che hanno più di 60 anni, solo per età anagrafica. Inoltre ci sono tutta una serie di persone affette da patologie croniche, mi riferisco a patologie croniche dell'apparato respiratorio, patologie croniche metaboliche come il diabete, patologie croniche cardiocircolatorie, oppure patologie croniche che riducono le nostre difese immunitarie, come ad esempio essere positivi per l'HIV. Cioè tutte sono categorie di persone per cui prendersi l'influenza non sarà mai una cosa banale, o prendersi il Covid non sarà mai una cosa banale, per cui è importante che si vaccinino.
Poi ci sono tutta una serie di persone per cui l'OMS caldamente consiglia la vaccinazione. Ad esempio, i bambinetti da 6 mesi di età fino ai 5 anni di età, caldamente l'OMS consiglia la vaccinazione, soprattutto per l'influenza, ma anche è possibile vaccinarsi per il Covid. Inoltre, alcune categorie di persone che per il loro lavoro sono costantemente a contatto con altre persone. Come noi giornalisti, ad esempio. Esatto, esatto. E noi sanitari siamo una categoria in cui sia per proteggere noi stessi, ma anche per proteggere le persone con cui veniamo a contatto e per proteggere anche i nostri familiari, siamo una categoria per cui è importante vaccinarsi. Per l'influenza, che non è una malattia banale, lo ripeto, e anche contro il Covid. Dottor Giobbia, entrare in contatto con il virus del Covid, adesso poi magari ci racconterete qualcosa di questa variante, ma o con il virus dell'influenza non è la stessa cosa per tutti. Perché? Allora ci spiega come agiscono questi virus? Sì, ma come ha detto prima il dottor Monsembiante, sono due virus che sotto molti aspetti, soprattutto clinici, possono essere apparentemente sovrapponibili. Il coronavirus, il SARS-CoV-2, quindi il virus del Covid, è un virus piuttosto recente, nel senso che è un virus che ha impattato nella patologia umana soltanto a partire da 2 anni, 3 anni or sono. Ecco, un virus, come gran parte dei coronavirus, invece presente negli animali e che attraverso gli animali poi spesso viene veicolato, ecco, anche all'uomo. L'influenza ha sicuramente una convivenza con l'uomo decisamente più prolungata, ecco, sono oramai moltissimi anni che l'uomo incontra normalmente ogni stagionalità questo virus. Quindi, seppur clinicamente abbastanza simili, hanno delle caratteristiche differenti. Anche per quanto concerne i fattori di rischio vi sono alcune particolarità, ad esempio il coronavirus è un virus che colpisce in maniera particolare i recettori, si aggancia ai recettori che regolano il controllo della pressione arteriosa nell'uomo, per cui ad esempio la classe degli ipertesi, degli obesi, di tutti coloro che hanno delle patologie cardiovascolari è molto più colpita pesantemente dal coronavirus, ad esempio, rispetto all'influenza, che invece colpisce prevalentemente coloro che hanno delle patologie respiratorie di base. Ecco. Diciamo che per quanto riguarda l'impatto, fortunatamente, di coronavirus rispetto ai primi 2 anni di storia di questo contatto tra virus e uomo, abbiamo un'evoluzione che possiamo considerare favorevole, nel senso che se ricordiamo quello che vedevamo nelle prime epidemie, cioè queste grandissime polmoniti, gravissime polmoniti con una mortalità molto elevata, oggigiorno, grazie appunto alle vaccinazioni, al fatto che una maggior parte della popolazione oramai è venuta a contatto magari più di una volta con questo virus, ha sviluppato un'immunità parziale. Ecco, questo sicuramente. Allora, guardi, dottore, la disturbo perché abbiamo già una telefonata in linea. La prendiamo subito. Pronto? Pronto? Sì, prego, l'ascoltiamo. Buongiorno, sto guardando la trasmissione Antena 3 come solito. Io vivo tra Oderzo e Conegliano, in mezzo. Non dico dove perché sennò Zaia mi tira il collo. Si dica. Senta, io volevo dire questo. Io l'anno scorso volevo chiedere a uno, adesso non è che voglio fare altro, al più bravo, perché qua la cosa è molto importante. Dunque io l'anno scorso, prima di Natale, un mese prima di Natale, sono stata operata a cuore aperto a Vicenza e dopo, prima di Pasqua, me ne hanno fatto un altro che sono andati per altre vie che i dottori senz'altro lo sanno. Ecco, adesso me la cavo abbastanza bene, è venuto fuori il discorso desta benedetta vaccinazione. Io volevo dirlo l'altro giorno alla mia dottoressa, ma mi sono dimenticata perché abbiamo parlato di cose altre. Comunque volevo dire questo, io non sono obbligata a vaccinarmi e le premetto una cosa, l'altra volta, 2 anni fa, quando era obbligatorio, io ho fatto tutti e 3 i vaccini come era prescritto dalla legge e l'ultimo vaccino per 2 mesi mi ha rotto un po' le scatole, però è passato.
e sono rientrata nella norma. Però adesso, avendo subito questi 2 grossi interventi, io volevo chiedere, io non voglio fare né vaccinazione per l'influenza, sto molto attenta, non ho mai preso niente finora, sono stata molto attenta. E volevo chiedere se è necessario oppure obbligatorio, perché mi hanno chiamato per telefono per dirmi che della vaccinazione posso essere esente sia. Le rispondiamo subito. Allora, dottor Bonsembiante, 2 operazioni, una a cuore aperto, è consigliato, non c'è nulla di obbligatorio, ci confermerà il dottore, ma lei cosa consiglia a questa telespettatrice? L'obbligo non c'è più. Lei è una categoria a rischio e senza sì, senza ma, è indicata la vaccinazione, sia per l'influenza sia contro il coronavirus. Tenga presente che l'anno 2020-2021 ha visto un calo drammatico dei casi di influenza. Perché? Perché causa Covid si usavano le mascherine e si aveva il distanziamento sociale. E questo ha permesso una riduzione enorme dei contatti. Come contropartita però la popolazione è meno protetta perché non ha sviluppato le difese che potevano essere date da un contatto continuo con il virus. Per cui noi stiamo vivendo un periodo in cui siamo più a rischio sia per l'influenza sia per il Covid. Tenga presente che l'anno scorso l'influenza è stata un problema piuttosto serio in tutta Italia e anche nel Veneto. Abbiamo avuto una stagione anticipata, per cui alla 48esima settimana dell'anno già si era manifestata, vuol dire che a novembre c'era già, ed è stata severa. Severa Perché giustamente ci siamo protetti per 2 anni con le mascherine e l'influenza non ha colpito, ma ecco c'è il rischio, signora, per risponderle, poi ovviamente la libertà di scelta va per tutti, quest'anno potrebbe essere molto severa l'influenza e il dottore, identificandola come una persona fragile, poiché appunto ha subito questi 2 interventi, gliela consiglia. Sicuramente. Ecco, questo è quello che dicono i nostri esperti, signora. È consigliato, ferma, mi scusi. Sì. Non mi sente. Io volevo, siccome che non si sente, mi sentite? Noi sì, la sentiamo. No, perché siccome che vedo il labiale è differente della voce che mi arriva sull'orecchio, è per quello che avevo un po' di dubbio. Ha capito Comunque, cosa ha detto il dottore? No, ho ascoltato attentamente, scherziamo, ho fatto la telefonata per informarmi, cioè io mi auguro che sappiano consigliare al massimo, cioè questo che non ho capito bene, perché a volte non si sente tanto bene, non ho capito perfettamente al 100% se posso essere esente o no. Ma non c'è, c'è la possibilità dell'esenzione se c'è un obbligo, ma non c'è nessun obbligo alla vaccinazione. Allora ho capito, non ho capito bene, non ho seguito. Non c'è obbligo, Perfetto. signora, è solo consigliato. Va bene. Grazie per averci chiamato. Grazie, poi ovviamente continui a seguirci così possiamo anche approfondire insomma queste tematiche. Stiamo dicendo che per persone fragili e quindi magari come nel caso della signora che ha subito un intervento potrebbe essere importante avere quest'arma in più, questa protezione in più. Chiedo al dottor Giobbia, è facile come dire, confondersi con i sintomi tra Covid e influenza? Cioè potrebbe arrivare una epidemia che in qualche modo ci mette in confusione? Beh, questo direi proprio sicuramente sì. Allora, una gran parte dei sintomi sono analoghi, quindi febbre, tosse, un senso di naso chiuso, raffreddamento, dolori muscolari, questi sono comuni ad entrambi. Poi
per alcune varianti ad esempio, sicuramente la comparsa di una difficoltà a intendere gli odori, i gusti. Ecco, questo è più classico del Covid, ad esempio. Un quadro che comporta una maggiore compromissione della capacità di funzione respiratoria è più comune nel Covid che non invece nell'influenza più spesso. È molto molto facile, molto frequente, e proprio la campagna che comprende la vaccinazione contro il Covid e contro l'influenza ha questo scopo di proteggere contro entrambi, perché nelle prime fasi direi che è praticamente impossibile nei primi giorni, quindi capire si può capire, ma occorre eseguire un tampone non soltanto per Covid ma anche per i virus respiratori, e ricordo che sono tantissimi, sono più di 200 i virus respiratori che nel periodo invernale possono colpire le persone, per cui ecco, ci sono dei tamponi che ci servono come indicazione, comprendono l'influenza, il virus respiratorio sinciziale che è un altro virus molto importante sia per gli anziani che per i bambini. Però è chiaro, questo richiede un accesso poi alle strutture, a degli esami, mentre invece la protezione globale offerta dalla vaccinazione è contro queste due forme che probabilmente quest'anno si sovrapporranno ancora di più. Cioè il rischio sovrapposizione. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. L'ascoltiamo. Sì, volevo chiedere ai medici, premetto, io non mi sono vaccinata contro il Covid perché sono un soggetto allergico, ho avuto problemi anni fa. Poi un'altra cosa, in famiglia dopo la vaccinazione per l'influenza, questo mia parente ogni anno prendeva bronchiti, broncopolmoniti e dovevamo ricoverarla all'ospedale. Perciò io non mi sono mai fatta neanche quello per l'influenza. Per fortuna sono un soggetto che l'influenza l'ultima volta che l'ho avuta è stato il 2008. Volevo però chiedere una cosa. Per me c'è ancora il Covid che gira e nessuno lo dice perché ormai va ben così. Ha sempre girato anche quest'estate. E quest'anno io ho 75 anni. Volevo farmi il vaccino contro quello del pneumococco per la polmonite, mi pare. Serve a qualcosa o no? Ecco, volevo un parere. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Allora, 75 anni. Proviamo a riassumere. Intanto io, dottor Bonsembiante, sgombererei il campo da ho fatto il vaccino dell'influenza ma ho preso una bronchite. Sono due cose diverse, corretto? Completamente diverse, completamente diverse. E anche quando dice è dal 2008 che io non prendo mai l'influenza, sa quante volte ho sentito questi discorsi. Purtroppo invece quella volta che se la prenderà potrebbe prenderla in maniera molto grave, capisce? E questo è il problema. Perché non ha sviluppato difese immunitarie? Perché non ha sviluppato delle difese negli anni precedenti. Non prendersi l'influenza bene, però di pari passo dobbiamo anche vaccinarci, in modo tale che comunque noi veniamo a contatto ogni anno con il virus, in modo tale che riusciamo a sviluppare anche una memoria immunitaria, tale per cui le malattie nei periodi successivi, negli anni successivi, potrebbero essere meno rilevanti. Per quanto riguarda il vaccino pneumococco, ma io parlerei di persone anziane e persone con delle difese immunitarie ridotte. Sicuramente vale sempre la regola che ci sono tra le persone anziane particolarmente a rischio, e sono quelle affette da malattie croniche, o la bronchite, broncopneumopatia cronica ostruttiva, oppure le cardiopatie, oppure il diabete, e queste sicuramente hanno un'indicazione ad alcune vaccinazioni che poi elencherò maggiore degli altri anziani. Però anche l'anziano di per sé è indicata tutta una serie di vaccinazioni che comprendono sia l'influenza,
sia il Covid in questo periodo, sia anche la vaccinazione antipneumococcica che nella nostra azienda sanitaria, ma nel Veneto, viene offerta gratuitamente già da parecchi anni alle persone, agli anziani che compiono 65 anni. E viene offerta gratuitamente. Probabilmente quando lei aveva 65 anni non c'era ancora l'offerta gratuita. E attualmente ci sono delle indicazioni per cui si può fare anche quando si ha un'età più avanzata, in base un po' alle possibilità anche dei nostri servizi di accogliere le richieste da parte della popolazione. Quindi la signora comunque aveva intenzione di fare questo vaccino, quest'ultimo di cui lei ha parlato, è gratuito, c'è? Sì, si può sentire anche entrare nel nostro portale, probabilmente o si fa aiutare da qualche nipote, se ha qualche nipote, e entra nel portale, ci sono dei numeri di telefono e si può fare telefonare questi punti unici vaccinazione in cui si possono avere delle informazioni e programmare anche questo. E per avere anche un confronto. Dottor Giobbia, ma quali sono le complicanze dell'influenza? Visto che stiamo parlando di possibilità di contrarre l'influenza in maniera severa, che cosa significa? Cioè che complicazioni poi ci possono essere? Sì, le complicanze sono, allora, per la popolazione in generale sicuramente due a livello respiratorio. Uno, la polmonite da influenza, che è una polmonite definita cosiddetta interstiziale, quindi che crea una difficoltà del passaggio in maniera importante tra lo spazio del polmone e il sangue, quindi il trasporto poi di ossigeno all'organismo. Questo è comune un pochino a tutte le età e a tutte le persone. Direi più frequente ad esempio nelle pandemie, cioè quando ci sono quelle grandi epidemie diffuse un pochino in tutto il mondo che colpiscono non soltanto le persone più a rischio ma anche i giovani. Invece nelle forme cosiddette stagionali direi che una delle complicanze può essere la sovrapposizione batterica ad una polmonite o comunque a una forma delle alte vie respiratorie data appunto dalla forma influenzale. Questo sicuramente sono le due complicanze maggiori. Poi è chiaro, parliamo di una popolazione a rischio, ricordo che l'età media italiana, della popolazione italiana è molto elevata, quindi all'interno di questa popolazione abbiamo un gran numero di persone oltre i 65 anni, quindi a maggiore rischio. Abbiamo anche un numero crescente di persone che si sottopongono a terapie immunosoppressive per problemi reumatologici, oncologici, ematologici, dermatologici anche. Quindi sempre più spesso ci sono delle terapie immunosoppressive e tutte queste categorie sono a maggior rischio di complicanze non soltanto per l'influenza in se stessa, ma perché l'influenza può squilibrare in un determinato momento quell'equilibrio già molto labile che si è restituito ad esempio tra la chemioterapia e l'organismo della persona. Quindi, per fare un esempio, un paziente ematologico che debba subire un trattamento chemioterapico protratto, chiaro, si trova già con un organismo fortemente provato dall'immunodepressione e dalla chemioterapia. A quel punto anche il passaggio di una forma di media portata dell'influenza costituisce un rischio di aggravamento della condizione generale che potrebbe questa sì far precipitare improvvisamente la situazione. Ci sono decessi registrati per l'influenza ogni anno, anche noi come giornalisti li diamo, insomma voglio dire abbiamo fatto la conta del Covid, ma in realtà anche l'influenza può causare la morte. Sicuramente. C'è Massimo Galli che è un infettivologo di Milano, che insegna all'Università di Milano, che ha appena pubblicato un libro che si intitola L'influenza, una malattia banale, però ci aggiunge un punto di domanda alla fine e parla della storia dell'influenza. E in questo libro è ben illustrato questo problema e anche il fatto che la vaccinazione può prevenire sia le morti da influenza direttamente determinate dall'influenza, ma anche da tutte le morti che sono determinate dall'aggravarsi di patologie già esistenti, patologie cardiocircolatorie, patologie metaboliche come il diabete. Per cui insomma è un dato assodato che le forme gravi di influenza possono portare anche alla morte. Abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito, pronto?
Buongiorno, sono Buongiorno. Paola da Treviso. Volevo intanto parlare con uno dei due medici che sono lì in televisione. Io ho mio marito che ha 79 anni, prende 2 volte all'anno il Broncovaxum perché ha problemi così dei bronchi. E volevo chiedere, nel suo caso è valido fare il pneumococco avendo già fatto sia il vaccino, cioè fa sempre il vaccino antinfluenzale e anche il Covid. Può fare anche il pneumococco, dico, pur avendo preso il Broncovaxum e il vaccino antinfluenzale e quello per il Covid. Grazie, chiarissimo. Ha già fatto Covid, ha già fatto antinfluenzale, ha fatto 2 volte l'anno il Broncovaxum, che si prende per bocca se non sbaglio. Sì. E non rappresenta una controindicazione a fare tutte le altre vaccinazioni. Non è un problema Quindi farlo. non è un problema. Ecco, credo sia un po' difficile che abbia già fatto la vaccinazione contro il Covid, perché noi inizieremo questa settimana. Ha fatto le vaccinazioni precedenti, o sbaglio? Sì, certo, sì. È sicuramente indicata anche il richiamo con il nuovo vaccino, come anche fare la vaccinazione anti-influenzale, però quella di quest'anno. Sì, deve aspettare, deve esserci un margine di tempo dopo aver fatto il Broncovaxum, o può farlo quando vuole? Guardi, se lei legge il foglietto illustrativo di questo farmaco, ci sono delle informazioni che però non sono, a mio parere, corrette, e anche un po' quello che abbiamo affrontato questo argomento, per cui si può fare la vaccinazione anche se ha fatto questo farmaco. Sì, quindi quando voglio o aspetto un po'? No, può farlo, può prendere appuntamento e può recarsi nelle sedi vaccinali per Quindi vaccinarsi. nessuna interferenza, nessuna controindicazione, lo può fare, sono 2 cose diverse, no? Può farlo, signora. Io vi ringrazio, grazie mille, dottori. Grazie a lei per averci chiamato, vede, Grazie molto. perché ognuno insomma ha il suo caso, ognuno ha la sua storia. Ecco, prima lei diceva il richiamo per il vaccino Covid, perché abbiamo una nuova variante. Quanti tipi di vaccino antinfluenzale ci sono, e poi anche su questo passaggio il nuovo richiamo per il vaccino Covid? Vaccini antinfluenzali, quelli messi a disposizione quest'anno dalle agenzie farmacologiche, sono essenzialmente diversi, nel senso che abbiamo un vaccino antinfluenzale a subunità, quindi cosa vuol dire? Che hanno preso le particelle esterne del virus e con queste si produce il vaccino, ed è utilizzabile dai 6 mesi di età fino all'età, per tutta l'età, insomma, a partire dai 6 mesi di età. Però è un vaccino indicato soprattutto per i bambini dai 6 mesi fino ai 2 anni, perché di fatto in questo periodo è l'unico vaccino disponibile ed utilizzabile, e poi per le persone adulte fino ai 60-64 anni, perché gli altri vaccini, non abbiamo altri vaccini disponibili per questa fascia d'età. Poi abbiamo un vaccino a virus vivi attenuati, sempre che copre contro i ceppi di influenza H1N1, H3N2 e contro 2 tipi di influenza B, che può essere utilizzato per i bambini dai 2 fino ai 18 anni di età. Però trova indicazione soprattutto per l'età 2-6 anni, dove è offerto anche gratuitamente per questa fascia di età. È un vaccino a virus vivi attenuati che ha la particolarità di riprodursi nelle mucose nasali, per cui difficilmente non riesce ad andare nelle basse vie respiratorie, perché hanno una temperatura maggiore, cioè è un vaccino adattato al freddo, alle prime vie aeree, insomma, sostanzialmente. Poi abbiamo
un vaccino che può essere utilizzato a partire dai 65 anni di età ed è un vaccino sempre a subunità, però in cui è stata aggiunta una sostanza, l'MF59, che facilita una risposta immunitaria ed è indicato per le persone dai 65 anni in poi. Abbiamo un altro vaccino che è un vaccino che si chiama potenziato perché ha un contenuto di emaglutinina H1N1 maggiore rispetto agli altri vaccini ed è stato fornito, acquistato dalla Regione Veneto e dalle aziende sanitarie per le persone dai 60 anni in su che sono nelle case di riposo. Un altro vaccino che diversamente dagli altri è utilizzato per le persone con gravi allergie alle proteine dell'uovo, però devono essere gravi allergie, che è un vaccino che è cresciuto su culture cellulari, quindi non contiene le proteine dell'uovo. Cioè questi sono, e si può usare dai 2 anni in su. Insomma. Il miracolo della scienza, insomma, no? Che è riuscito a studiare un vaccino contro l'influenza, ma per diversi tipi di soggetti con diverse esigenze, no? Cioè, potremmo davvero vederla anche da questo punto di vista. Ecco, i bambini dai 2 anni, i bambini insomma fino ai 9 anni di età che non sono mai stati vaccinati in precedenza, per questi è indicata la somministrazione di 2 dosi di vaccino e la distanza tra le 2 dosi di circa 4 settimane, un mese. Il ruolo del medico di base poi in questa partita, no? Perché sono anche loro che possono somministrare i vaccini, che asse è stato creato, è la prima voce utile per i pazienti? Sicuramente il medico di base fornisce la prima informazione e quindi è colui che, come dire, può rafforzare o eventualmente controindicare nelle rare casi di controindicazione l'esecuzione del vaccino. Quindi sicuramente la partecipazione del medico di base è una partecipazione molto importante anche perché c'è la fiducia, la confidenzialità dell'utente nei confronti di un collega che chiaramente segue la storia del paziente da tantissimo tempo. Quindi direi come primo consiglio quello proprio di fare riferimento al proprio medico di base per cercare di avere anche questo tipo di risposte e anche questi rafforzamenti. A volte vedo che molto spesso in queste domande c'è proprio il desiderio di capire nel caso specifico, cioè io, i miei cari, la mia famiglia, che cosa devo fare perché ognuno di noi pensa di essere un pochino particolare, ecco, riferendomi al caso di prima, il caso della signora che chiamava per questo problema polmonare ricorrente di un suo parente. È chiaro che magari il medico di base potrebbe specificare che se questo paziente ha una broncopneumopatia di base di altro tipo, su cui poi l'influenza agisce, forse rafforza e rasserena anche questo paziente. Quindi per me è fondamentale sicuramente. Lo è anche poi eventualmente se si pone in disponibilità nella somministrazione, nell'aiuto a questa campagna, certo. Se si è già avuta l'influenza, magari in qualche caso o di recente, si può fare comunque il vaccino? Sì, non ci sono controindicazioni, non ci sono effetti collaterali correlati alle 2 associazioni, anzi teoricamente si potrebbe raggiungere ancora un livello protettivo superiore, ecco, quindi soprattutto in quelle persone che vengono considerate fragili o quelle con un sistema immunitario che non risponde già di base perfettamente, un rafforzamento, il motivo per cui alcuni vaccini sono adiuvati, cioè hanno una sostanza in più proprio per rafforzare. La stessa cosa si può ottenere con la sommatoria di influenza e poi successivamente vaccino. Noi sappiamo già qualcosa sull'ondata di influenza che arriverà quest'anno nel nostro paese. Ricordo gli anni scorsi i titoli di giornali che dicevano l'ondata. Cioè abbiamo già, insomma, voi sanitari avete già qualche anticipazione su come colpirà l'influenza quest'anno? Certo, mi rifaccio quello che diceva il dottor Bonsembiante prima. Noi potremmo avere delle previsioni che derivano da quello che è l'emisfero australe, quindi quello che è stato un pochino l'influenza in quell'emisfero. Certamente dobbiamo considerare che Covid in 2 anni ha mascherato ampiamente tutte le possibilità di previsioni esatte, nel senso che per 2 anni noi abbiamo avuto la scomparsa di patologie come il virus respiratorio sinciziale, come l'influenza, come altri virus respiratori proprio per l'uso della mascherina e dell'isolamento. Nell'ultimo periodo in cui invece sono cadute le restrizioni all'isolamento abbiamo cominciato a rivedere il virus respiratorio sinciziale, abbiamo rivisto l'influenza così sporadica. Certamente potremmo ipotizzare che
la tipologia del virus richiama quella di precedenti circolazioni negli anni pre-Covid. Quindi dal punto di vista teorico dovremmo aspettarci delle forme medio-gravi. La sua diffusibilità, anche questo varia molto, ci sono ancora molte persone che utilizzano la mascherina in ambienti dove ci sono molte persone, ambienti stretti poco aerati, ci sono persone che utilizzano molto il lavaggio ancora delle mani ed è un fatto assolutamente positivo. Lo Quindi, consigliamo? Assolutamente sì, io credo che sia, non dico un'alternativa, assolutamente è un fortissimo rafforzamento dell'azione del virus e del vaccino. Il vaccino impedisce la forma grave, non impedisce il contagio. Quindi se io voglio ridurre il rischio di contagio posso usare queste attenzioni. E una cosa che sento molto forte e che sentivo molto forte anche durante il periodo Covid non è tanto l'uso per proteggere me, ma è l'uso per proteggere le persone care che magari sono proprio più fragili. Molto spesso si sente dire ma questa mascherina mi produce del... Sì, e ipotizzo che magari il mio caro, i miei figli, i miei genitori che hanno dei problemi sanitari di base molto più importanti dei miei possono invece essere protetti da questo mio piccolo sacrificio. Noi sanitari abbiamo molto spesso utilizzato questa maschera per 12-18 ore nella giornata, certo con dei problemi, nessuno lo nega, ma questo ha consentito a molte persone di non essere contagiate, quindi è un invito molto caldo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Sì, pronto? Prego, l'ascoltiamo. Sì, buongiorno, io mi chiamo Daniele, chiamo dalla provincia di Verona. Prego. Chiamo per conto di mia moglie, facendo riferimento al vaccino per l'influenza. Lei non si è mai potuta fare il vaccino per l'influenza perché è allergica, diciamo, una forte allergia agli enzimi dell'uovo. Come facciamo noi a trovare questo vaccino che il medico non è mai stato al corrente fino all'anno scorso? Spero di aver capito perché sì, si sentiva è allergica male. alle proteine Sì. dell'uovo, quello che abbiamo detto prima, c'è un vaccino, Sì, però allora. lui dice come facciamo a trovarlo? Perché forse No. il medico di base ha fatto Questo è il punto, esatto. Allora, se il medico, ai medici di base non lo forniamo perché noi ai medici di base in genere viene fornito il vaccino adiuvato da usare in chi ha più di 65 anni o per le persone che sono allettate, diamo il vaccino potenziato. Questo vaccino invece che è indicato per le persone con gravi allergie all'uovo. Tenga presente che una grave allergia all'uovo è l'anafilassi, quindi una reazione potenzialmente anche mortale. Però se una reazione allergica tipo un'orticaria non è una controindicazione alla vaccinazione, utilizzando anche vaccini che sono ricavati fatti crescere sulle membrane dell'uovo. Comunque, se c'è questo problema può parlare tranquillamente, prendere appuntamento anche nei nostri servizi, si esamina il problema e se c'è l'indicazione si fa l'altro vaccino. Quindi non lo fa il medico di base, perché forse voi andavate tramite medico di base, ma lo fa l'ULSS. L'azienda Quindi sanitaria, basta contattare l'ULSS attraverso il portale e anche sua moglie potrà avere il suo vaccino. L'ULSS di zona nostro qua? Sì, loro sono di Verona, l'ULSS di Scaligera. Deve rivolgersi all'azienda sanitaria di Verona. Sì, lei lavora tra l'altro, è un'impiegata dell'ULSS, tra l'altro. Allora, ecco, non dovrebbero esserci problemi. No, assolutamente. Immagino che le abbiamo risposto. Ha qualcos'altro da chiedere ai nostri ospiti? Forse è andata giù la comunicazione oppure siamo stati esaurienti e quindi il signore giustamente ha riagganciato un passaggio sul Covid, no? Quante varianti sono in circolazione oggi? Attualmente la variante che va per la maggiore è la XBB, che però ha delle sottovarianti, la XBB 1.5 che è la Kraken, la variante XBB 1.6, la variante XBB 1.9 che praticamente coprono sostanzialmente il 95%
dei virus, dei coronavirus in circolazione. E poi ci sono ancora delle vecchie varianti come la BB2 che possono, una piccola percentuale sono presenti. E come test che cosa abbiamo oggi a disposizione? Noi abbiamo la possibilità sempre di fare sia il tampone, sia antigenico, sia molecolare, che può essere prenotato nei nostri centri. Noi siamo aperti sia a Asolo, sia a Treviso, sia nel distretto di Pieve di Soligo. Noi siamo aperti per poche ore, pochi giorni a settimana, perché la richiesta non è molto forte, però noi siamo disponibili per l'effettuazione del tampone, che trova delle indicazioni specifiche, ad esempio nelle persone che sono già positive e che vogliono avere la certezza di essersi negativizzate, oppure persone che hanno la necessità di essere ricoverate e per cui hanno necessità di effettuare il tampone. Di avere la certezza di non aver contratto il virus. C'è un'altra telefonata, pronto? 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 La sentiamo, prego. Sente, buongiorno, io chiedo, ho la mamma di 95 anni e deve fare il vaccino per l'influenza. Volevo sapere una cosa, si può fare contemporaneamente il vaccino per l'influenza e anche il vaccino per il Covid? Chiarissimo. Sullo stesso giorno? Chi risponde? Sì. Prego, dottor Bonsembiante. Fare il vaccino nello stesso giorno, nello stesso momento, è la cosa più indicata, perché si perde meno tempo, non ci sono assolutamente controindicazioni nell'effettuare le due vaccinazioni, per cui anche per sua mamma prendere l'appuntamento e fare tutte e due le vaccinazioni è la cosa migliore. Lo fa sempre il medico di base comunque? Allora, i medici di base devono aver aderito alla campagna. Ci sono magari alcuni medici di base che hanno aderito per fare la campagna contro l'influenza, ma che non hanno aderito alla campagna contro il coronavirus. In questi casi può essere fatto o l'antinfluenzale col proprio medico e l'anti-Covid da noi, oppure si viene a fare tutte e due le vaccinazioni nei nostri servizi. Ho capito. Va bene, grazie mille. Grazie a lei per averci chiamato. Dottor Giobbia, come malattia infettiva è stata anche un'estate molto calda, no? Ne abbiamo dato tante notizie, possiamo immaginare che quelle che siano in esaurimento, insomma virus di cui anche noi come giornalisti abbiamo dato notizia, dal West Nile piuttosto che Dengue. Com'è la situazione? Certo. Diciamo che per il dengue in realtà ci sono dei segnali di stabilizzazione del virus sul territorio, quindi vuol dire che non sono soltanto più casi importati, ma sono già stati rilevati alcuni casi originati direttamente in Italia, così come era successo anni fa per il West Nile, che poi si è situato nella nostra regione. Ricordo che la nostra regione è particolarmente interessata per due motivi: è una regione con delle grandi aree umide, con una grossa area di migrazione di animali, di uccelli soprattutto, quindi anche di migrazione obbligata di zanzare. Quindi ecco, un'area ideale per lo sviluppo della zanzara. È presente l'Aedes albopictus, la zanzara tigre, che è una discreta vettrice di questi virus, quindi sì, sicuramente stanno andando un pochino in esaurimento con l'abbassamento delle temperature, ma ricordiamoci che queste temperature che abbiamo in questo periodo non sono le classiche temperature autunnali, invernali di anni precedenti. Quindi sicuramente io presuppongo che sino alla metà di novembre, se si mantengono queste temperature, un minimo di attenzione occorra ancora attuare. E per gli anni prossimi sicuramente occorrerà fare particolare attenzione proprio a queste patologie, direi più in primis alla dengue, che si sta radicando nel nostro territorio, ma al West Nile, chikungunya, che sono tutte forme di virosi tropicali che sono state importate proprio, molti dicono, con gli immigrati. Non sono gli immigrati che ci hanno portato a questo, direi piuttosto le zanzare che hanno viaggiato, ecco, e questi virus che sono stati trasportati. E certamente molti anche italiani quest'anno hanno contratto queste patologie all'estero. Ricordiamoci che viaggiare in aree come ad esempio il sud-est asiatico, come l'India, come il Sud America, sono tutte
viaggi ad alto rischio, per esempio per Dengue, per Zika, ecco, e quindi sono possibilità di rientro da viaggi, soprattutto viaggi aerei, di persone che, come i trevigiani, sono dei grandi viaggiatori in questo. E quindi coloro che amano i tropici sappiano che ci sono, io incentivo sempre il viaggio perché sono un amante dei viaggi, ma devo dire occorre anche essere coscienti che di ritorno occorre valutare queste febbri e rivolgersi magari opportunamente anche ai centri di malattie infettive, di igiene pubblica, proprio per testare. Ecco, stiamo parlando di Covid, di influenza, di complicanze dell'influenza. Lei prima ha parlato di 200 virus che in qualche modo circoleranno in questo nostro inverno. Quali sono i campanelli d'allarme come sintomi che devono far alzare l'attenzione alle persone che ci stanno ascoltando? No? Perché magari a volte si pensa... si legge è arrivato tardi in pronto soccorso, piuttosto che, ecco, diamo un paio di indicazioni utili di movimento per le persone, per una forma di autodiagnosi, a prescindere dal fatto che è importante per tutte le casistiche di cui abbiamo appena parlato, ovviamente prevenire attraverso il vaccino, cioè avere un'arma in più per potersi proteggere e proteggere gli altri. Io direi che, allora, in primis essere discretamente coscienti del proprio stato di salute, vale a dire sapere se appartengo o meno a delle categorie a rischio. Abbiamo sentito diversi interventi di persone con loro stesse o con parenti a rischio, quindi sapere che se io sono portatore di patologie croniche importanti, che possono essere cardiovascolari, neurologiche, eccetera, sicuramente devo fare maggiore attenzione. Questo non vuol dire, d'altro canto, precipitarsi in pronto soccorso al primo giorno di febbre. Ecco, questo è un invito proprio molto caldo. Non è una giornata di febbre che ci deve far preoccupare, una giornata di febbre molto spesso, ricordiamo che queste infezioni nella stragrande maggioranza dei casi decorrono in forma paucisintomatica o asintomatica, quindi un giorno di febbre può essere l'unica espressione di questa infezione. Quindi se nell'arco però di 2 o 3 giorni cominciamo ad avere delle problematiche di tipo respiratorio e queste problematiche, molti di noi hanno ancora il cosiddetto saturimetro in casa, ecco, un ricordo un pochino del periodo epidemico. Una desaturazione importante può essere un'indicazione a recarsi direttamente nel pronto soccorso. Certamente se vi sono dei quadri di dolore muscolare molto molto intenso, di una cefalea molto molto intensa, ecco, in questi casi è chiaro, al di là del problema influenza eccetera, ci può anche ipotizzare qualche altro problematica e quindi magari farsi in primis valutare dal proprio medico di base e successivamente rivolgersi poi alle strutture ospedaliere. Altri grandi problemi, io direi nella fase iniziale non ce ne sono. Direi la desaturazione costituisce l'elemento direi critico, ecco, anche perché al momento della desaturazione è necessario poi intervenire con dei farmaci antivirali, ad esempio si è parlato di vaccini, ma abbiamo a disposizione anche dei farmaci antivirali sia per il Covid e anche per l'influenza, che possono in qualche modo aiutare nel momento in cui io mi trovo di fronte ad una forma un pochino più impegnativa a limitare l'espansione del virus all'interno del mio organismo. Ecco. Abbiamo un'altra telefonata proprio sul filo di lana perché siamo a 5 minuti dalla chiusura. Pronto? Pronto? Prego. Senta, io volevo chiedere... L'ascoltiamo. Buonasera, io chiamo da Venezia. Sì. E le chiedo se posso fare la vaccinazione antinfluenzale avendo qui sul naso herpes simplex. Ok. Sì. Annuisce il dottor Bonsembiante. Sicuramente può procedere con la vaccinazione antinfluenzale. Ecco, tenga presente allora una cosa, l'herpes simplex perché si è manifestato. Potrebbe essere un momento in cui è un momento di immunodepressione, cioè le sue difese sono meno attive rispetto a un periodo precedente. Però comunque il vaccino anti-influenzale può essere fatto e la può aiutare nel difendersi contro l'influenza. Quindi è consigliato. Grazie per averci chiamato, signora.
Grazie. Grazie, allora davvero abbiamo pochi minuti, ma vorrei ricordare le coordinate. Si prenota attraverso il sito, Sì. si sceglie che cosa si vuole fare, Esatto. a partire da quando allora? Da domani ci si può prenotare per vaccinarsi contro il coronavirus ed è già attiva la prenotazione contro il vaccino contro l'influenza. Ecco, questo è da dire, poi ci sono anche nel portale delle informazioni utili per la popolazione. Insomma, Bomberiamo il campo, dottor Bonsembiante, i vaccini sono sicuri? sono sicuri, sono sicuri, sono sicuri. Sono dei farmaci e come tutti i farmaci, se voi prendete in mano una scatola di tachipirina e leggete le controindicazioni all'uso della tachipirina, ne trovate tantissime. Anche i vaccini hanno delle controindicazioni, però chi vi li somministra esamina tutte queste situazioni e se vi consiglia di vaccinarvi vuol dire che potete essere vaccinati. Grazie. Allora, grazie al dottor Erminio Bonsembiante, direttore dell'unità operativa complessa del servizio di igiene e sanità pubblica dell'US 2 Marche Trevigiana. Io lo ricordo in prima linea, insomma, quando c'è stata l'emergenza Covid, lei è stato un nostro punto di riferimento anche proprio per capire, siete riusciti a gestire una pandemia con dei volumi enormi e immagino che insomma, il suo ricordo sia molto forte di quello che è stato. Sicuramente. E grazie anche al dottor Mario Giobbia, direttore incaricato dell'unità operativa complessa malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Grazie per tutte le informazioni che ci avete dato, grazie a voi che ci avete chiamato e seguito. Questo è uno spazio a vostra disposizione per dare tutte le informazioni utili in campo medico e sanitario con gli esperti in studio. La puntata dedicata alla sanità torna martedì prossimo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.